Questo timido cagnolino è Simba, uno Yorkshire di 5 anni, ed è lui che ha sventato una rapina all'Oasi del Pesce, un bar-ristorante che si trova a Deserto d'Este, Bassa Padovana. Quando la donna, minacciata con un coltello, ha iniziato a gridare, il cane si è avventato contro il ladro, mordendogli le gambe. Erano le 18:40 di mercoledì scorso, è entrato uno travisato con passamontagna e di corsa si è fermato proprio in questo luogo, e qui, e ha puntato il coltello alla mia compagna che aveva in braccio la bambina di mia figlia di 1 anno e ha chiesto dammi soldi, dammi soldi, dammi soldi, dammi soldi continuamente. Mia figlia al momento è stata un po' pietrificata, io ero vicino alla cassa e in quel momento lì, dopo ha visto che la cosa si faceva veramente seria, ha cominciato a urlare, Simba e Emma, l'altro cagnolino, si sono avventati contro, noi abbiamo preso coraggio, gli siamo andati, io sono venuto contro anche di lui e questo si è levato alle gambe tirandosi Simba per i piedi perché l'aveva attaccato. Per la famiglia Sartori, che gestisce da 4 generazioni il locale, che ha più di 100 anni, uno spavento enorme, soprattutto per la presenza del coltello. Cioè, siamo stati bloccati all'inizio e dopo la notte non siamo riusciti a dormire perché è un shock incredibile. Frutti ne abbiamo avuti, ma il frutto è diverso, questa è una rapina, è tutta un'altra cosa. Puoi vedere il coltello. Poi vedere il coltello impiantato sulla gola non è una cosa piacevole. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno visionando anche le immagini delle telecamere della zona per risalire al rapinatore. E sono arrivati immediatamente, proprio quasi subito, solo che vedo col buio che c'è là in fondo, che non c'è lampioni della luce, non c'è niente, e si è dileguato.